Le sagre di paese non sono semplici feste, sono il luogo dove una comunità si riconosce, il cibo della tradizione, le orchestre che suonano fino a tardi e le tavolate senza fine raccontano di un Veneto che resiste al tempo. È qui che si tramandano tradizioni, si ritrovano gli amici di sempre e per qualche sera un intero paese torna davvero a sentirsi famiglia. Ma il caldo sta minando alla radice anche questa sacca di resilienza, impattando non solo sulle persone, ma anche sui mezzi tecnici impiegati. E con queste temperature ci sono manifestazioni che vanno in difficoltà perché salta la corrente, i magnetotermici non sono in grado di tenere e in qualche caso poi la corrente non ritorna, per cui con difficoltà ad operare e con gente che logicamente se ne va. C'è questo caldo anomalo, questo caldo eccessivo che porta sicuramente scompensi e con difficoltà anche ad operare. Poi ovviamente ci sono i cali dovuti proprio alle difficoltà di uscire delle persone, in alcuni casi si risente di assenze di addirittura il 50%. E mi dicevano che la gente invece che uscire si rintana con l'aria climatizzata e quindi non presenzia, non partecipa. Diciamo che c'è una riduzione da quello che mi dicevano, più del 50%. Nonostante tutto comunque io devo dire grazie ai volontari, ai 60.000 volontari che abbiamo in Veneto, ai 585 pro loco, perché nonostante tutto i sacrifici li fanno per creare quella socialità che noi non ci facciamo mancare, ma purtroppo il caldo è quello che fa da padrone in questo caso. Infine anche l'impatto della situazione geopolitica si è fatto sentire. Per le pro loco i prezzi dei prodotti sono aumentati, così come le bollette, ma partecipare a questi eventi significa tenere vive le comunità, sfidando anche i gradi di troppo.